noi non eravamo altro che delle specie di somari, va bene, che dovevamo lavorare fino a morire, perché siccome non ti davano da mangiare, il tempo tecnologico di sopravvivenza era da 6 a 7 mesi. Non avevamo problemi di mancanza di manodopera, perché ne arrivavano continuamente prigionieri, continuamente. Ma lei come ha fatto a sopravvivere? Ah, eccola la domanda, quante volte me l'hanno fatta. Non so dare una spiegazione, posso dare solo una risposta, perché gli americani hanno corso più della morte. Solo quello. Perché anch'io negli ultimi giorni sputavo sangue, mi ero mangiato le tonsili praticamente, va bene. E nell'ultimo proprio periodo è stata la morte falciante, perché negli ultimi 20 giorni da mangiare ce n'era qualche volta raramente e basta. Va bene. E pretesero di lavorare fino a 8-9 giorni dalla fine della guerra. E lì bisognerebbe stagliarvela tutta la cosa, va bene, perché a un certo momento mi si è congelato un piede, allora mi ha buttato fuori dal lavoro, va bene. E c'era l'infermeria, la refiera, erano 2-3 baracche. La terza baracca però era per gli irrecuperabili, li mettevano lì a morire, basta, non gli davano né da mangiare né niente. Perché subito dopo c'era il crematorio, non c'era da fare tante strade, vabbè. E mio figlio adesso ha trovato delle riprese fatte dagli americani quando sono entrati, dove vedete come era ridotto, perché da metà di aprile non aveva più carbone per il crematorio, c'erano le cataste di cadaveri lungo i cosi, vabbè. Tutti i cadaveri nudi, con matricola segnata a penna sul petto, va bene, perché venivano spogliati da chi aveva l'incarico per darlo ai prigionieri che arrivavano, no?